mister Rossi, 4-0, possiamo dire un buon allenamento? No, direi una buona partita, perché gli allenamenti li facciamo durante la settimana e ci prepariamo per andare sempre a giocare con la massima intensità come abbiamo fatto oggi, nonostante che il primo tempo eravamo 3-0, siamo entrati in campo con voglia e determinazione e questa è la mentalità giusta. Dobbiamo un po' migliorare sulle situazioni singole in cui diciamo che dobbiamo essere un pochino più cattivi sotto porta per questo. Senta, al di là del risultato, l'esperienza europea, quanto ha contato quest'anno per maturare ancora di più questa squadra? Ma sicuramente ha contato abbastanza, perché aver approcciato in quel modo la partita in casa sicuramente ha dato un pochino di autostima alle ragazze. Dopodiché chiaramente le difficoltà quando si va a giocare in Europa si sa che sono molte e si sa che le squadre sono molto più attrezzate delle nostre italiane, quindi aver giocato in una situazione ambientale difficile nonostante il punteggio negativo ha portato sicuramente qualche cosa di più ad ogni singola giocatrice. Per quanto riguarda le percentuali, fino ad oggi il lavoro di mister Rossi come lo mettiamo? 10%, 15% oppure siamo ben avviati? No, non facciamo percentuali, qui il merito è di tutto il gruppo, è merito mio come merito del preparatore atletico, come merito del preparatore dei portieri, come merito delle ragazze, come merito anche di tutta la società che ci sta vicino, questo è sicuramente. Non facciamo delle percentuali perché secondo me non sono poi dopo giuste per quanto riguarda quello che diciamo così, cerchiamo dai nostri risultati.